Quindi benvenute e benvenuti a questo terzo appuntamento con i Salotti delle Meraviglie. Questa sera abbiamo come ospite un caro amico, Daniele Rampazzo, storico e collega mio in questa fine 2023, inizio 2024, per un progetto che qualcuno di voi già ha avuto occasione di conoscere, di censimento e documentazione dei graffiti antichi di Padova Nord. Esatto. Presto, tra l'altro, vi daremo anche un po' di informazioni. Io lascio la parola a Daniele che ci parlerà di transumanza, in particolare nel Veneto del Settecento. È corretto quello che ho detto? Correttissimo. Buonasera Bene. a tutte, buonasera a tutti naturalmente, grazie a voi per essere qui, grazie sempre a Sandro per l'ottima presentazione. Dunque, io passerei già un attimo con la condivisione della prima, Vai, perché vai pure. allora, la montagna che viene in pianura, uomini e pecore lungo le vie della transumanza nel Settecento Veneto. Dunque, devo dire anzitutto il perché di questa ricerca. Questa ricerca praticamente è un riassunto di tutti i miei lavori sulla transumanza storica. È un lavoro che praticamente avevo iniziato nel 96 in preparazione alla mia ormai vetusta tesi di laurea del 98 e poi proseguita con alcuni altri studi e ricerche sempre sull'argomento fino al 2005, quando sono stato ospite di un convegno in quel di Asiago. Allora, perché mi sono occupato di transumanza? Perché per uno storico è un argomento, diciamo, non molto sentito. Me ne sono occupato un po' casualmente, perché stavo facendo una ricerca appunto per la mia tesi di laurea, stavo cercando un argomento e avevo trovato una comunità ebraica nell'Alta Padovana e cercavo notizie in merito. Non riuscivo a trovare nulla. Scopro leggendo un libro che c'era una famiglia ebraica del primo Settecento nella zona, sembra, dell'Alta Padovana. Poi scopro che in realtà non era ebrea, quindi praticamente ho scoperto un'altra cosa, appunto, che l'autore del libro aveva sbagliato. Morale della favola, trovo un documento nel Settecento, il primo Settecento, in cui si parla dell'omicidio di un pastore proveniente dalla zona dell'Altopiano d'Asiago, quindi la zona della nord di Vicenza. E allora di lì mi son posto un sacco di domande. Come mai c'è gente che dall'Altopiano di Asiago nella zona di pianura dell'Alta Padovana? Come mai questa violenza? Come mai appunto sparano a questa famiglia? E da lì mi si è aperto un mondo. E quindi praticamente quello che ho cercato di fare è stato di dare un po' un taglio, diciamo così, dal punto di vista sociale, ok, sull'incontro fra questi due mondi, montagna, pianura, scoprendo che poi in realtà di transumanza se ne parla molto, soprattutto per quanto riguarda la transumanza del sud Italia. Tutti quanti sappiamo i famosi trattori. Se ricordiamo la poesia di D'Annunzio, settembre, a settembre andiamo, è tempo di migrare in terra di pastori, eccetera, eccetera, anzi in terra d'Abruzzo e via. Quindi quello che ho scoperto è che a livello sociale, anche nel Veneto, pastori e gente del territorio si sono incontrati e scontrati, non soltanto scontri, ma anche una questione diciamo così, di incontri, di collaborazione, con matrimoni anche fra questi due gruppi sociali apparentemente molto diversi. Mhmm, la transumanza, che cos'è essenzialmente? Molti di voi hanno visto, appunto, sentivo appunto prima, passaggio di pastori di greggi. È semplicemente un trasferimento, una migrazione stagionale di uomini e pecore dalla montagna alla pianura e che è diversa un po' dall'alpeggio. Molte volte vengono indicati con la stessa terminologia alpeggio e transumanza. In realtà l'alpeggio è semplicemente l'operazione inversa, cioè dalla pianura pastori locali, terrieri praticamente, di pianura portano su in montagna appunto le pecore. Il transumante invece è colui che dalla montagna le porta giù in pianura. Questa è la zona incriminata. Questa è la zona dell'altopiano di Asiago, dove vedete comunque di fronte a voi quel puntino giallo, eccolo qua, altopiano di Asiago. Quella è la piana, diciamo così, dove ci sono concentrate i famosi 7 comuni, le località praticamente di residenza, diciamo così, stabile. Siamo sui 1000 metri.
900 e 1000 metri circa. È una zona, come vedete, divisa da questa, si vede questa spaccatura praticamente, è la Val Frenzela, che praticamente è una delle vie di comunicazione poi della transumanza. Quello che ci interessava adesso è questa zona qui, questa qui in alto, dove passo il cursore, è la cosiddetta Piana della Marcesina, siamo sui 1300 metri. Questa era la zona praticamente d'alpeggio estivo per quanto riguardava le pecore, appunto, dei pastori transumanti che abitavano qui. Quindi da qui si spostavano in questa zona. Poi invece un po' più giù, qui c'è un'altra, ci sono altre località, sono zone di Lusiana praticamente, di cui poi parlerò, è l'ultimo praticamente il più meridionale dei 7 comuni, siamo circa sui 700-800 metri, e poi scendendo qui abbiamo la pianura veneta dove venivano appunto durante la stagione invernale. Questi sono i limiti dell'altopiano. Qui alla vostra destra, dove vedete il cursore, questo è il cosiddetto canale del Brenta o Valsugana, che prosegue e circonda da nord l'altopiano e poi appunto va dritto in Trentino. Qui invece, qui sulla sinistra, dove c'è scritto Bostella, ecco qua il cursore, questa invece è la cosiddetta Val d'Astico. Anche di qua si sale verso la zona di Folgaria-Lavarone. Se siete amanti dello sci, Folgaria è un termine, un paese più che conosciuto. Questa era soprattutto la via del ferro, cioè di qui praticamente passavano per quanto riguardava i prodotti minerari, l'estrazione della zona delle miniere, Tonezza e Cimone, l'Aste Basse, poi appunto la zona di Lavarone e Folgaria. Dopodiché, questa è una foto della famosa piana della Marcesina, come vi dicevo. Siamo sui 1300 metri di altezza. Qua durante il periodo estivo, fra 600 e 700, sono i due periodi che ho studiato io, praticamente si riscontrano oltre 2000 persone. In pratica, tutti i pastori dell'altopiano si trasferiscono in alto per l'alpeggio estivo. Ed è praticamente una sorta di paese nel paese, perché addirittura abbiamo una chiesetta, abbiamo 2 osterie, abbiamo tutta una serie di attività funzionali appunto a una comunità stabile e residente. Da notare che qui sulla Marcesina ci sono anche 2 zone preistoriche. C'è un sito, il Riparo d'Almeri, che è stato scoperto nel 1990, e un altro sito che è la Grotta di Ernesto, scoperta qualche anno prima, nell'84, casualmente, in cui hanno trovato numerosi resti litici, anche delle figure dipinte, e sono 2 ripari praticamente sono 2 grotte di non tanto pastori, sono comunque cacciatori e raccoglitori, ecco, in un'epoca in cui non c'era ancora l'allevamento stanziale. Quindi questo per indicare comunque la frequenza della zona risale ancora dai tempi preistorici. Stiamo parlando circa dell'8000 avanti, 8000-9000 avanti Cristo. Quello che vedete qui alla vostra destra, questo è un muretto confinario, era tutta una zona divisa in porzioni. Ogni pastore praticamente aveva il suo lotto, aveva il suo terreno delimitato dai vari muretti di cinta, e guai a sconfinare. Questa è la chiesetta di cui vi dicevo, dedicata a San Lorenzo. Per questa chiesetta si era addirittura scomodato il vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, ora attualmente San Gregorio Barbarigo. Siamo alla seconda metà del Seicento e proprio per le esigenze di questa comunità di pastori gli creano anche questa chiesetta per appunto, sta a significare che effettivamente era più un paese praticamente, distrutta durante la prima guerra mondiale, poi è stata ricostruita, e questa è la ricostruzione negli anni 20, post bellico. Questo invece è un cippo confinario. Allora, qui siamo in un territorio di confine. Allora, generalmente, guardando una cartina del Veneto, si vede che praticamente l'altopiano di 7 comuni comprende tutta la zona montana che vi dicevo, fin giù alla Valsugana. In realtà c'è una parte che aspetta al Trentino. Questa parte che aspetta al Trentino occupa una parte di questa zona della Marcesina. Perché? Questo è praticamente fin dai tempi più antichi, perché naturalmente la zona dei Pascoli interessava molto anche agli abitanti di Grigno. Gli abitanti di Grigno sono nella zona della Valsugana, sono dall'altra parte, sono trentini, territori appartenenti all'impero, risalgono da una strada, anzi ci sono 2 percorsi.
passo della Pertica praticamente, e naturalmente si scontrano con con i pastori dell'Ottoberione dei Sette Comuni che dipendono dalla Repubblica di Venezia. Morale della favola, liti anche violente, che terminano anche in uccisioni. Cosa succede? Finalmente, nel 1752, come vedete se riesce a leggere il numero, eccolo qua sotto, si decidono a risolvere praticamente la lite confinaria. Una lite confinaria iniziata nel 300 e terminata nel 1752, sono 450 anni. Non è l'unico caso in cui le cose vanno per le lunghe in altopiano, perché per esempio ho trovato tracce anche di liti confinarie tra gli abitanti della zona, qui siamo nella zona, diciamo, est dell'altopiano, nella zona ovest avevano altri problemi nella zona della Valdastico e la questione la risolvono addirittura era iniziata verso il 1200, la risolvono i primi dell'800 addirittura. Quindi cose estremamente lunghe e complesse, perché naturalmente sono dei diritti su dei territori che comportano una certa resa economica. Come dicevo, cippi confinari, c'è proprio un sentiero, adesso li hanno restaurati da circa una ventina d'anni, si chiama il Sentiero dei Cippi, che è anche molto bello, anche molto in zona panoramica. Questa è una capanna che si trova su Immarcesina. Allora, naturalmente all'epoca non c'era il camino. Questa è un po' una ricostruzione di quelle che dovevano essere le case dei pastori. Quindi come vedete, tetto in lamiera, pareti in legno, eccola qua. Vivevano praticamente i più fortunati qui, molti invece erano accampati anche a cielo aperto. Questo è soprattutto, diciamo così, per le greggi, quindi per le parte del bestiame come riparo magari in caso di pioggia, per le intemperie, e naturalmente come deposito, magazzino per gli attrezzi d'uso comune. Questo invece è il territorio che ho preso in considerazione, che è il Padovano. Eccolo qua, questo è il Padovano nel Settecento. Se avete presente la forma, la provincia di Padova attualmente non è fatta così. Il territorio padovano nel Settecento differisce abbastanza da quello attuale perché va a prendere una buona parte del veneziano, mentre un'altra parte del padovano nord adesso, al tempo anzi, era sotto la provincia di Treviso. Dunque, territorio molto esteso, questa è una cartina storica del Settecento, e questo l'ho presa praticamente da un mio lavoro successivo al discorso della tesi di laurea, in cui vado praticamente ad analizzare un territorio molto più esteso rispetto alla tesi, perché con la tesi mi ero occupato dell'Alta Padovana, qui invece ho preso tutto il territorio padovano. Come vedete, la zona più importante è questa, dove passo il cursore, siamo verso appunto la laguna, verso le zone lagunari, che è la zona di maggior concentrazione, come vedremo, delle greggi transumanti. Questa invece è la foto un po' sfocata. Mi interessa che vediate il giallo, che presumo si veda. Questa è la diocesi di Padova, dove vedete le due macchie gialle. Allora, dovete pensare che fino al 1818 questa zona dove passo il cursore, quindi di collegamento, questo stretto corridoio, non esisteva. Praticamente la diocesi di Padova aveva due nuclei ben distinti. Uno è l'altopiano di Asiago, che è questo. Un'altra è un'altra zona montana che attualmente è divisa tra Valdobbiadene, in provincia di Treviso, e l'inizio della provincia di Belluno, e poi sotto praticamente Padova e tutta la zona della Bassa Padovana. Qui invece c'era la diocesi di Vicenza e la diocesi di Treviso. Questa è una cosa molto interessante perché? Perché fin dal 915, quindi 100 anni prima dell'anno 1000, con una donazione, l'imperatore di allora, certo Berengario I, aveva dato in mano al vescovo di Padova, che era vescovo conte naturalmente, i famosi vescovi conti di investitura imperiale, tutti i diritti esclusivi sull'altopiano di Asiago. Quindi praticamente c'erano due nuclei ben distinti che poi nel 1818 hanno pensato di collegare con la cessione di alcune parrocchie. Questo perché? Perché appunto il vescovo di Padova traeva una delle sue principali fonti di reddito proprio dal discorso della pastorizia e dei riti di pastorizia. Nel Settecento, che appunto è il periodo che ho studiato io, ho trovato che il maggior proprietario di poste pecore, cioè di
zone in cui veniva praticata la transumanza in pianura era in mano al vescovo. Dopodiché, questa è la situazione per quanto riguarda la podesteria di Campo San Piero. Podesteria è un termine veneziano per indicare un territorio amministrativo, che grosso modo corrispondeva all'Alta Padovana, diciamo verso la provincia di Venezia, quindi la zona est. Come vedete dal grafico a torta, eccolo qua, terreni arativi 86%. Allora, e prativi soltanto il 12%. Potete capire i motivi per cui i pastori e i contadini non si amassero particolarmente. L'Alta Padovana, come vedrete poi dai numeri successivi, dalle statistiche che ho fatto, è una delle zone di maggior transito di transumanti. È chiaro che far passare greggi di pecore e un gregge di pecore di un transumante arriva anche a 200 pecore, farle passare in una zona in cui l'86% è di terreni agricoli seminati poteva creare dei problemi, come vi dicevo prima. Allora ecco che ho capito perché appunto c'è stato quello scontro a fuoco e hanno sparato alla famiglia di pastori. Che poi fra l'altro avevo scoperto poi successivamente altri documenti in cui non è stato il primo caso. Quindi chiaramente creava delle tensioni, ma anche comunque dei rapporti che ho chiamato rapporti, diciamo così, di alleanza. Perché comunque le pecore, arrivano, concimano, quindi possono aiutare il discorso della fertilità del suolo. Il pastore vende la carne di agnelli, ti producono il latte, hai il formaggio e poi anche e soprattutto i pastori girano con soldi contanti e quindi possono acquistare anche hanno delle disponibilità economiche che magari il contadino locale non ha, per esempio. Tralascio le altre colture della zona, ma mi interessava soprattutto far capire il fatto che una zona interessata dal transito di pecore transumanti fosse soprattutto una zona arativa. Poi fra l'altro è una zona anche urbanizzata, a differenza invece per esempio della bassa padovana, ma vedremo fra poco. Eccolo, Scusa Daniele, scusa, ti dimmi. interrompo un secondo, abbiamo detto che ci possiamo interrompere, ma appunto io volevo capire un momentino questa cosa qui. Io quando ho vissuto giù in Lazio, che ci sono un sacco di greggi di pecore che portano in giro, eccetera, eccetera, anche lì è pieno di terreni arativi, diciamo. Ma però a me cioè, si alternavano le due opinioni. Cioè, uno era contento perché appunto il letame di pecora, cioè è uno, a me qualcuno che mi aiutava lì nell'orto diceva, ah, non c'è niente di meglio che il letame, gli escrementi della pecora. E quindi teoricamente non dovrebbe essere anche un sostegno, un mutuo sostegno, un mutuo aiuto. Sì, difatti era un mutuo sostegno, infatti parlava appunto di rapporti di conflitto e rapporti di alleanza. Portavano sì appunto il discorso del concime, però qualcuno magari invece no, anche perché attenzione, non è che viaggiassero soltanto pecore, viaggiavano anche capre e le capre hanno una conformazione diversa, per cui praticamente mentre la pecora mangia però lascia la radice, le capre invece estirpano tutto. Dove passano le capre Ok, ok, fanno, adesso mi è fanno, molto più fanno chiaro. tabula rasa Eh chiaramente. sì, sì. Poi c'è anche un altro discorso. La pastorizia transumante fino al 1856 era soggetta al cosiddetto diritto di pensionatico. Cosa vuol dire? Pensionatico era una sorta di servitù prediale sul fondo per cui praticamente di solito erano nobili veneziani o padovani o magari grandi enti ecclesiastici come appunto il vescovo o come qualche abbazia, per esempio l'abbazia di Santa Giustina o l'abbazia di Praglia, del Padovano. Praticamente questi avevano in mano la possibilità su terreni non loro, avevano un diritto su terreni non loro, di chiamare appunto dei pastori transumanti si chiamava imposta, cioè praticamente di stabilirsi sul posto e di far pascolare le greggi e gli armenti. Naturalmente il proprietario del fondo era tutto all'infuori che contento, soprattutto se gli arrivavano una gran massa di persone. Siccome naturalmente i titolari del diritto di pensionatico ci guadagnavano,
avevano tutto l'interesse a far entrare il maggior numero possibile, anche magari al di fuori dei limiti. Fatto sta che la Repubblica di Venezia ha regolamentato 'ste cose soltanto a partire dal 1765 con una terminazione, cioè appunto con una legge in materia, che però veniva quasi sempre abilmente così, evitata perché, come dicevo prima, i pastori avevano grosse disponibilità economiche, non voglio usare il termine corrompere, ma pagavano di più rispetto a quello che era il diritto e quindi potevano portare quante più pecore volevano. Ecco quindi anche dei motivi di scontro con le comunità locali. Poi ho avuto modo di leggere anche delle testimonianze orali, di pastori su altre ricerche, quindi non ho fatto storia orale, ma, mi sono occupato pure di documenti d'archivi. Ho dato un'occhiata e appunto, c'erano questi temi per cui, questi diciamo così, questa dualità. Da una parte mi va bene che arrivi il pastore perché mi concima, perché mi porta il latte, mi porta le carni di agnello, eccetera, dall'altra e mi compra magari quello di cui ha bisogno, dall'altra parte no, perché assolutamente mi invade, mi distrugge il terreno e quant'altro. Quindi è un rapporto abbastanza ambivalente. Spero di averti risposto. Benissimo. Allora, questa invece è la presenza, eccolo qua, vedete il patrimonio ovino presente nel Padovano a metà del Settecento, diviso in componente stanziale, perché naturalmente non sono soltanto i transumanti ad avere le pecore, ma anche le cosiddette pecore terriere, cioè praticamente pecore che appartenevano a magari contadini presenti in loco, che avevano anche magari non dico un piccolo allevamento, qualcuno magari ne aveva anche 2 o 3, però qualche piccolo gregge di pecore. E, i cosiddetti semitransumanti. Semitransumanti ce ne sono comunque pochi, sono quelli che hanno la possibilità di stare un po' di più rispetto al periodo della transumanza. Non l'ho detto prima, il periodo di transumanza è quello che va dalla Madonna di marzo, scusate, dalla Madonna di settembre, quindi dall'8 settembre fino al, San Michele, quindi al 25 marzo. Okay, quindi da settembre a marzo, con la possibilità, diceva la famosa Aspetta, San Michele il 29 settembre, sì, scusami, ho sbagliato io. Quindi dall'8 dall'8 settembre. settembre, ecco, il 29 settembre sì, San Michele me lo ricordavo, c'entra perché magari qualche volta partivano dopo rispetto all'8 settembre, quindi partivano a San Michele. Ho fatto un po' di casino con i santi, Quindi chiedo fino a... scusa. Quindi fino al 25 marzo Ah, e ok, con possibilità fino al 25 aprile, ok. il giorno di San Marco. Però il 25 aprile poi dovevano essere tutti quanti al di fuori dalle terre, ecco. Quindi diciamo da settembre a marzo, massimo aprile. Perché 1750? Perché ho trovato documentazione d'archivio, perché negli anni, diciamo metà Settecento, quando appunto la Repubblica di Venezia si è decisa un po' a regolamentare il fenomeno della transumanza fino alla fine, quindi, anni '90 del Settecento, ehm, hanno fatto le cosiddette inquisizioni del territorio, cioè praticamente hanno calcolato in maniera molto precisa per quanto riguarda l'anno 1753 e in misura molto, più imprecisa per gli anni successivi, quante pecore effettivamente c'erano, con i nomi dei vari proprietari, con quanti capi c'erano, dov'erano dislocati. Proprio un'inquisizione, proprio una ricerca proprio capillare, un censimento capillare. Io ho preso quello del 1753 perché era quello un po' più completo di tutto. Quello che si vede è che la Bassa Padovana, eccola qua, è il regno praticamente delle pecore. Però è il regno delle pecore quelle stanziali, vedete? Là, eccola qua, quindi quelle che appartenevano a contadini. Ci siamo, quindi proprietari terrieri. Questo perché? Perché la Bassa Padovana, a differenza dell'Alta Padovana, è un territorio era un territorio, molto meno urbanizzato, con delle grandi latifondi, okay, rispetto invece allo spezzettamento della piccola proprietà terriera in Alta Padovana, latifondi che appartenevano sia a, nobili veneziani soprattutto, ma anche a, enti ecclesiastici. Sia l'abbazia di Sant'Agostino di cui dicevo prima, ma soprattutto la cosiddetta veneranda Arca del Santo, quindi praticamente i frati di Sant'Antonio.
che avevano in mano appunto una gestione di buona parte della zona del Bassa Padovana, perché erano stati i monasteri a promuovere le bonifiche del territorio in epoca medievale. Buona parte dei territori, infatti, all'epoca erano ancora abbastanza acquitrinosi. Poi, per quanto riguarda invece l'altra componente, eccola qua, vedete, 35% l'Alta Padovana. Questa è la zona con, pur essendo più urbanizzata, ok, è la zona con invece il maggior numero di presenza invece di pastori transumanti. Qual è il perché? Perché è più vicina alle zone di partenza, alle zone di origine dei nostri pastori, quindi più vicina ai monti, e anche perché sorge praticamente lungo le deviazioni delle famose vie della transumanza, di cui tra poco andremo a vedere. Quindi, il primo posto dove arrivano. Qui, con il termine Riviera del Brenta, segnalo velocemente un'altra cosa molto interessante, 28%, questa è la zona di arrivo, perché comprende anche, come scritto qua sotto, Miranese e Saccisica. Il Miranese è praticamente la zona di Milano, quindi la parte del veneziano verso il padovano. Saccisica è invece la parte del padovano verso la laguna veneta. Cosa ne andavano a fare verso la laguna veneta? Verso le cosiddette acque salse. Lì c'erano praticamente terreni dove terreni, erano zone praticamente dove potevano trovare le cosiddette saline. La zona la conformazione della laguna Veneta era naturalmente diversa rispetto a quella di oggi. E il discorso del sale c'è fin dai tempi dell'antica Roma. Hanno scoperto recentemente nella zona di Lio Piccolo, quindi nella zona della laguna nord di Venezia, i resti della cosiddetta Villa del Sale, in cui l'attività di estrazione come riguardava appunto il sale risale ai inizi dell'età imperiale, fine età repubblicana, inizi dell'età imperiale, quindi parliamo del primo secondo secolo d.C. Quindi trovavano il discorso del sale e anche variavano l'alimentazione per quanto riguardava appunto il bestiame. Ultimissima cosa, ecco anche la zona dei Colli Euganei. La zona dei Colli Euganei è importantissima perché la zona dei Colli Euganei era soprattutto in mano a monaci dell'abbazia di Praglia, vi dicevo appunto prima del discorso degli enti religiosi. Addirittura i monaci dell'abbazia di Praglia pagavano dei pastori del loco che facevano l'alpeggio, portavano loro le pecore su in altopiano. Quindi c'era questo interscambio tra Colli Euganei e zona dell'altopiano di l'altopiano di Asiago. Vado via velocemente. Questo è un particolare molto interessante che non era mai stato studiato prima. Praticamente delle pecore locali, quindi di pianura, gestite e custodite da pastori invece provenienti dalla zona non solo dell'altopiano, ma anche per esempio dalla zona del Monte Grappa, quindi da pastori montani. Come mai? Sono tutte quante pecore, questo è un altro motivo per cui si faceva anche la transumanza, che si trovavano al cosiddetto tezzone da salnitro. Che cos'era il salnitro? Il salnitro praticamente serviva per fare la polvere da sparo. I tezzoni erano una sorta di capannoni in pietra, che erano nelle principali città di pianura, quindi non soltanto Padova, per esempio a est in Bassa Padovana, Cittadella nell'Alta Padovana, Piove di Sacco, Montagnana nella Bassa Padovana, dove si faceva la polvere da sparo. La polvere da sparo nell'età pre-industriale veniva fatta utilizzando escrementi e le urine delle pecore, con tutto un procedimento per cui molto ricche di potassio venivano utilizzate poi per quanto riguarda appunto la produzione del sannitro. In questi tezzoni, in questi capannoni venivano convogliate queste pecore, erano gestite appunto soprattutto da pastori montani perché loro ci sapevano fare con le pecore e venivano utilizzate appunto per la produzione appunto del salnitro, quindi ripeto, per la polvere da sparo che in età moderna era un elemento fondamentale. Eccolo qua, le località con la maggior presenza di transumanti e la consistenza delle greggi. Come dicevo, i pastori transumanti avevano pochi greggi rispetto ai pastori locali, però avevano molti capi per greggi.
Dove andavano soprattutto? Vi dicevo prima la zona lagunare, Saccisica, Corte, ecco qua, Corte di Piove di Sacco, siamo appunto verso la cosiddetta gronda lagunare, ok? Quindi verso appunto le acque della laguna. Troviamo in un determinato momento, quindi nel 1753, che ci sono concentrati addirittura 1080 ovini, più di 1000 pecore, ok? Concentrate praticamente in una determinata zona, che vado a sommare con le località vicine. Vedete Lova che è la sede di un antico santuario o paleovedo di cui il buon Sandro, il nostro padrone di casa, conosce molto bene, 800 pecore. Altra località vicina, Conche di Codevigo, 800, eccolo qua, e le sommiamo con le 700 di Santa Margherita di Calcinara, attualmente Santa Maria di Codevigo, che per i padovani sappiamo benissimo che è uno dei momenti di coda quando si va verso Sottomarina, verso il mare. Ok, quindi stiamo parlando di circa 3000 pecore, a differenza invece di altre zone dove ce ne sono molto meno. Segnalo ancora il discorso dei Colli Euganei in Montegrotto, eccolo qua, vedete, 840 pecore, sono tutte quante pecore che scendono dall'altopiano dei Sette Comuni e sono di proprietà di quei monaci di Praglia di cui vi dicevano, che avevano diversi greggi in mano appunto a pastori transumanti. Montà invece, altra località, è la zona praticamente di partenza. Qui c'è una famosa strada, l'Arzeron della Regina di cui vi dicevo prima, che era praticamente sorgeva per lungo tratto sopra una specie di argine, Arzeron, quindi un argine, quindi sopraelevata rispetto alla pianura circostante. Montà, che ancora adesso è un quartiere di Padova, indica appunto la salita, la montata sull'argine, quando le pecore salivano sopra. E qui naturalmente, essendo il punto di partenza, si concentravano la maggior parte delle pecore. Perché pecore praticamente vicino appunto al di fuori della cinta muraria di Padova? Uno perché c'era il discorso del Sannitro, ma soprattutto perché c'era il lanificio. Padova è collegata era collegata con l'altopiano di Asiago attraverso le cosiddette vie armentarie, cioè le vie appunto di transumanza e passaggio delle greggi, perché c'era il lanificio, uno dei più importanti lanifici di produzione delle lane. Dov'era il lanificio a Padova? Era praticamente, adesso sarebbe quasi in centro, perché era dalle parti dove c'è il caffè Pedrocchi adesso. C'è infatti un nome, c'è Piazzetta delle Garzerie che è a fianco del famoso caffè Pedrocchi, lì c'erano gli stabili appunto del lanificio. Lanificio che veniva rifornito naturalmente dalle lane delle pecore che venivano giù attraverso le diverse strade che adesso andremo a vedere. Eccolo qua, da dove vengono soprattutto i pastori transumanti? Vengono soprattutto dall'altopiano dei Sette Comuni. Li troviamo in Alta Padovana, li troviamo nel Miranese, nei Colli Euganei, li troviamo praticamente un po' dappertutto. La regola è quella di non pestarsi i piedi con pastori di altre provenienze, per esempio dalla zona del Monte Grappa, i paesini che sono praticamente alla base del massiccio del Grappa, oppure qualcuno veniva dal Tesino. Il Tesino è quell'altopiano che praticamente dalla Valsugana era in territorio imperiale, soggetto appunto all'impero. È praticamente dalla Valsugana si sale verso destra, quindi è, diciamo così, speculare rispetto all'altopiano nella zona di nord-est. E poi Feltre, eccolo qua, soltanto uno come vedete, quindi dalla zona del Bellunese, perché questi andavano soprattutto nel veneziano. Quindi Pastore del Montegrappa, Tesino e Feltrino andavano nel veneziano, quindi più spostati rispetto ai pastori dei Sette Comuni che invece scendevano giù appunto nel padovano. Diciamo che si erano divisi le zone in modo da cercare di evitarsi di far guerra reciproca, visti già che c'erano già contrasti fra pastori transumanti e gente del luogo, quindi evitare di farsi troppa concorrenza. Questa è la, diciamo così, dislocazione geografica, una rappresentazione geografica del discorso che vi ho fatto prima, nella tabella di prima. Questa è la zona più importante in cui si erano stabiliti i transumanti dell'altopiano di Asiago. Questa è la zona di Padova e dei Colli Euganei. Qui è la zona di Conche, di Codevigo, di Santa Maria di Gracinara, di Lova, eccola qua. Questa è la parte dell'Alta Padovana, invece dove passo il cursore, e qui alcune zone della Bassa Padovana, eccolo qua. Questi invece sono quelli che vengono dal Monte Grappa, come vi dicevo, concentrati in un'unica zona. Siamo nella zona del Miranese, quindi nella zona della Riviera del Brenta. Molti, poi ho raccolto altre date e informazioni, sono soprattutto stanziati da questa parte, quindi verso appunto il veneziano,
eccolo qua, qui in cima. Qui invece troviamo i pastori dell'altopiano del Tesino, sono veramente pochi, vedete una situazione un po' a macchie di leopardo. Questo è un punto molto interessante, questo qui sotto alla mia e alla vostra sinistra. Qui siamo nella bassa Padovana. Questa è la zona attualmente al di sotto di Este praticamente, la zona di Piacenza d'Adige. Qui è un punto di incontro interessante perché fin qui arrivano anche pastori che vengono dall'Appennino modenese. Dopodiché, eccolo qua. Qui ho messo il totale delle presenze rilevate di pastori. Qui siamo in un'altra zona. Allora, siamo in un'altra epoca anche soprattutto. Allora, qui siamo lungo quella via che vi dicevo prima, una delle vie armentarie tra Padova e l'altopiano di Asiago, la zona della Resina, e qui siamo nel 600, quindi un secolo prima rispetto a quanto vi ho descritto finora. Qui ho preso in esame due località, diciamo così, a circa una decina di chilometri da Padova, si chiamano Vaccarino e Tremignon, sono nella zona dell'Alta Padovana ovest, quindi dall'altra parte rispetto al Campo San Pierese. E ho guardato un attimo un po' tutto il 600, quindi ho ampliato un po' il periodo cronologico della mia ricerca e ho notato che cosa? Ho notato che vengono per la maggior parte da Enego. Enego è il paese più orientale dell'altopiano di Asiago, ma anche da Lusiana, che invece è il paese più meridionale. Questo è importante perché? Perché se vado a vedere invece l'Alta Padovana Est, quindi la zona di Campo San Piero, vedo che Lusiana ha un 2%. Qui invece Lusiana ha un 27%, perché? Solito discorso che vi dicevo prima, siamo più vicini appunto ai 7 comuni e si sono spartiti il territorio. Quindi anche fra località sempre dei 7 comuni si cerca di evitare appunto di andarsi a far concorrenza, a pestarsi i piedi reciprocamente. Enego comunque mantiene sempre la maggioranza perché Enego è praticamente un paese di pastori. Enego è proprio al di sotto dell'altopiano della Marcesina, quello che vi dicevo prima essere appunto la località dove in periodo estivo arrivavano 2000 e passa persone e a Enego praticamente erano tutti pastori, era proprio il paese dei pastori, diviso in diverse frazioni, ogni frazione, località, comunità, ogni comunità praticamente porta dei cognomi che poi vedremo, sono cognomi che troviamo anche poi giù, in pianura, perché cosa succede? Questi pastori, parlando prima di rapporti di alleanza, si sposano anche con ragazze del luogo. C'è anche qualche ragazza, pastora, qualche pastorella. Sono poche per dir la verità, però comunque a un certo punto cominciano a stabilirsi. E allora ecco che da pastori diventano stabili, da pastori transumanti diventano pastori, proprietari di pecore magari, e contadini però giù in pianura. Un particolare interessante che ho trovato e che stavo ancora cercando di capire, vedete, ce ne sono 3 che vengono addirittura da Poschiavo. Poschiavo, non è da queste parti, Poschiavo è nel canton dei Grigioni, siamo in Valtellina, cioè siamo molto distanti. Anche Tarcento soprattutto non è proprio vicinissimo, Tarcento è praticamente, appena dopo Udine. Non siamo in Carnia, ma quasi praticamente. Uno che viene da Cavalese addirittura, quindi siamo nella Val di Fiemme, quindi siamo in zone abbastanza distanti. Eccolo qua. Qui ho aggruppato un po' i dati, tutti quei nomi, tutte quelle località, ho cercato un po' di rendere omogeneo. Vedete, l'83% viene dall'altopiano di Asiago. Perché? Perché siamo appunto vicini all'altopiano, più vicini siamo alla zona dell'altopiano, maggior presenza di pastore dell'altopiano chiaramente c'è, ok? Da dove vengono gli altri? Vengono magari dalla zona del Feltrino, vedi dal Monte Grappa ne viene soltanto uno, perché appunto cercano di evitare la zona dei pastori dell'altopiano e quindi si spostano più verso il veneziano. Qui ne avevo trovato uno addirittura dall'Alto Adige, ma caso abbastanza più unico che raro. Le parrocchie di origine. Allora, qui siamo nel territorio di Campo San Piero. Ci spostiamo verso est, ci spostiamo verso il veneziano.
siamo nel territorio del Campo San Pierese, quindi nell'Alta Padovana a est, come vi dicevo prima. Ecco, vedete, Enego ha un po' più, ecco, prima era un 34%, era un 42%, Gallio ha il 42%, ecco, Lusiana, dicevo prima, mi ricordavo male, ha lo 0,47%. Quindi i pastori della zona di Lusiana, il comune più meridionale dell'altopiano, sono più concentrati verso, appunto, verso ovest, quindi proprio al di sotto dell'altopiano. Gallio e Enego sono due paesi praticamente che danno il maggior numero di pastori. L'andamento delle presenze, eccolo qua. Ho preso un periodo più ristretto, dal 1700 al 1725, però in un territorio molto più esteso. Allora, prima ho lavorato su un periodo cronologico più lungo, quindi tutto il 600 per 2 comunità. Qui invece ho preso in esame 27 comunità, per un periodo naturalmente più ristretto. Anche perché 27 comunità vuol dire praticamente 27 comunità locali sul territorio dell'Alto Padovana, vuol dire praticamente andare su 27 parrocchie, chiedere al parroco di consultare i registri parrocchiali. Vi posso assicurare che è stato un lavoraccio, anche perché poi consultare i registri dei battesimi, matrimoni, registri delle sepolture, non è stato proprio una passeggiata, anche perché la grafia del '700 capite bene che non è proprio come leggere un libro stampato. E poi naturalmente con tutte le problematiche relative alla possibilità di accedere agli archivi, e vi posso assicurare che molti registri parrocchiali, molti archivi erano conservati in luoghi alquanto avventurosi. Okay, tanto per dirvene una, ho trovato delle galline che tranquillamente venivano tenute dal parroco nel locale, dell'archivio. Quindi, capite che la situazione non era proprio delle migliori. Galline da guardia. Erano proprio galline da guardia, che ti facevano passare la voglia di andare a proseguire la ricerca, perché dovevi prendere 'sti registri e portarli fuori. Poi ecco, poi un'altra volta addirittura ho trovato i registri parrocchiali avvolti all'interno di sacchi neri dell'immondizia, e quando ho fatto presente che la cosa magari non era proprio delle migliori, mi è stato detto che tanto hanno l'autorizzazione della curia di far così. Vabbè, okay, ho detto, stendiamo un velo pietoso. L'andamento delle presenze. Se congiungete i punti di minima, eccolo qua, vedete che comunque il trend è in ascesa. Ci sono degli alti e bassi, però comunque il numero delle presenze di pastori transumanti, di greggi transumanti in loco, in pianura, è comunque in salita per tutto il '700. Quando subisce invece un decremento, lo subisce nel 1856, perché allora lì che cosa succede? Il governo austriaco, che comandava ancora in Veneto, lo farà per altri 10 anni fino al 1866, si decide di abolire il diritto di pensionatico, che è quello che vi dicevo prima, la possibilità da parte di una terza persona di ordinare che un pastore venisse a occuparti il tuo terreno. Poi chiaramente, quindi rimostranze, la gente all'altopiano che protesta, contesta, eccetera, ma alla fine praticamente viene abolito. Che cosa succede? Non l'avevano abolito prima perché Venezia praticamente era ricattata, uso il termine ricattare perché è vero, dalle gente dei 7 comuni. Allora, i 7 comuni erano una sorta di entità autonoma, erano uno stato all'interno della Repubblica di Venezia. Così autonoma che addirittura avevano dei propri, si chiamavano nunzi, erano degli ambasciatori presso le varie corti europee. C'era il nunzio dei 7 comuni che si trovava per esempio a Vienna o per esempio a Parigi, e questi, pur nell'ambito comunque della Repubblica di Venezia, avevano una certa autonomia. Perché questo? Perché erano gente di lingua e cultura tedesca, i cosiddetti cimbri, antiche popolazioni che si erano stanziate in altopiano attorno al 1200. Siccome confinavano con i territori dell'impero, Venezia aveva paura che questi facessero praticamente comunella, scusatemi il termine, con le genti, appunto, con gli imperiali. Quindi praticamente gli aveva dato man libera, fate quello che volete, che voleva dire potete tranquillamente venire giù in pianura con le pecore, potete commerciare legname, perché un altro prodotto, scusatemi, importante era il discorso del legname dell'altopiano che veniva usato poi dalla flotta veneziana, e anche quindi controllo comunque, l'unico discorso è dovete controllarmi la frontiera, ok, con il Trentino.
Quindi sta popolazione che era più tedesca che veneta, perché per esempio fino a quasi tutto il '700 i parroci erano tutta gente che veniva giù dalla Germania, perché i nostri montanari parlavano appunto il cimbro, che è 'sto dialetto alto tedesco. Diciamo venivano riconosciute la più ampia autonomia, quindi anche la possibilità di di gestire il discorso del pensionatico, ehm, praticamente in maniera abbastanza libera, ecco. Dopodiché, questi sono i cognomi che vi dicevo, per quanto riguarda le genti dell'altopiano. Allora, vado via abbastanza veloce. Questi sono cognomi, ecco, che richiamano anche, cognomi del luogo, scusatemi, di pianura. Questo perché? Perché a un certo punto, come dicevo, i transumanti diventano stanziali, okay, si fermano. Si fermano, cominciano appunto a sposarsi, già matrimoni avvenivano comunque già prima, della fine del diritto di pensionatico, però cominciano appunto a stabilirsi in pianura. Baù, per esempio, che è un cognome tipico della zona di Gallio, c'è una località Baù, per esempio, e li troviamo per esempio nella Bassa Padovana. Peruzzo, Peruzzo si trova in Alta Padovana ed è un cognome originario di Enego. Scanavacca, che è un famoso cognome parlante, Scannavacca, questi sono soprattutto pastori di bestiame bovino. Sono a Enego, ma li troviamo per esempio nella zona di Arsego, San Giorgio Laperti, che è quindi Alta Padovana, Ovest. Anche Valente, Guzzo, sono tutti cognomi dell'Alta Padovana, zona di Carmignano, Fontaniva, una zona di prati stabili, e tutta gente che viene da Gallio o da Enego. Un'ultima osservazione, per esempio Gallio in cimbro, nel dialetto cimbro che vi dicevo prima, è Gell. Geller, ok, cioè l'abitante di Gallio, è un cognome che troviamo che troviamo in Veneto. Questa è la zona sono le famose strade, come vedete, l'Arzeron della Regina, questa è la famosa via del Brenta e queste sono le strade pelose. E questa è la via Caltana, che è un'altra diramazione che porta verso la zona praticamente della laguna. L'Arzeron della Regina è quello che collegava il lanificio di Padova direttamente l'altopiano di Padova, l'altopiano di Asiago. Ed è proprio un lungo rettifilo. Si partiva dalla zona di Montato, come diceva prima, c'era quella concentrazione di pecore enorme, 800 pecore, e poi la via del Brenta che arriva lungo il canale del Brenta alla Valsugana e poi risale qui e sale su verso Enego, che è questo puntino che vi ho segnato qui. Pelosa, qui c'è tutta la questione delle vie pelose che adesso vado a introdurvi. Quello che interessa è che poi ci sono delle diramazioni che richiamano che cosa? La zona del graticolato romano. Qui c'era una vecchia centuriazione romana, ok? Siamo attorno al primo secolo avanti Cristo e sono tutte quante strade ancora adesso praticamente disposte in maniera ortogonale, quindi orizzontale e verticale che si incrociano. La via Caltana è una di queste e permetteva ai pastori di accedere alla zona lagunari. Allora, eccolo qua. Questo è l'Arzerone della Regina tramite Google Earth gentilmente fornitomi dall'amico Sandro e questa è un'altra via pelosa importante che da Padova va verso Vicenza. Sempre l'Arzerone della Regina, questa è una carta dell'IGM, Istituto Geografico Militare del 1859, quindi è un modo per vedere appunto una zona non ancora urbanizzata come adesso. La via Pelosa, parlavo del graticolato romano, eccolo qua. Quando i romani facevano le strade, praticamente cosa facevano? Tiravano una bella linea dritta, quella era il decumanus maximus, quindi la via orizzontale, il decumano massimo, e una linea verticale, quello era il cardo. Poi tutte le strade erano parallele, ok? Sia il cardo, quindi verticale, sia in orizzontale, quindi parallele al decumano. La via pelosa, e questa è una delle ipotesi che ho fatto su esposta in un piccolo articolo, poi faccio vedere alla fine se c'è velocemente la bibliografia che trovate anche in rete. Quello che ho scritto io è disponibile appunto gratuitamente online. La pelosa è parallela al decumano. Questo è importante perché? Perché
Pelosa diventa una specie di via a scorrimento lento, quindi per il passaggio degli armenti, rispetto alla via, chiamiamola a scorrimento veloce, che è il decumano. Ok? Qui passa il traffico veloce, scusate un po' la semplificazione, qui passano le greggi. È il primo praticamente decumano a nord rispetto, è il primo decumano a nord rispetto al decumano massimo. Questa è la fine della via Pelosa. Qui c'è la località segnata qui, Le Casere. Eccolo qua. Casere, Casara è in montagna dove si fa il formaggio. Quindi è uno dei motivi anche per cui pelosa, il termine pelosa deriva appunto dal discorso del pensionatico, anche se comunque gli studiosi, linguisti, quant'altro reputano invece che pelosa derivi dalla pillosa, cioè praticamente una via, le pilli sono le piccole pietre, quindi rimessa in sesto in età medievale dopo lo scadimento dovuto all'età romana romana, poi con il discorso delle invasioni barbariche e quant'altro, l'Alto Medioevo, le vie romane naturalmente erano andate appunto a scadere, non essere più mantenute. Nel Medioevo hanno rimesso in piedi e quindi, secondo questi studiosi, deriva dalla Pillosa, quindi una strada che è stata rifatta. Secondo il sottoscritto e secondo altri, invece, appunto, il termine deriva appunto dal discorso del passaggio delle greggi e che è documentato perché ci sono documenti che attestano innanzitutto ste casere lungo il percorso e anche perché ci sono numerosi posta pecore, quei luoghi, come dicevo prima, in cui si esercitava il pensionatico, disposti lungo le vie e anche perché lungo le vie pelose c'è la maggior concentrazione di ehm, pecore e pastori appunto nelle zone studiate di pianura. Questa sembra un po' la cartina di prima, che abbiamo visto un po' all'inizio col discorso dell'altopiano di Asiago e come è disposto. Questi due siti sono molto importanti, Bostelle, vedete qui a sinistra, e sotto Monte Cornion. Questi sono due villaggi preistorici. Questo è del Neolitico, tardo Paleolitico, primo Neolitico. Questo invece è un po' più recente, ok? Distrutto all'epoca praticamente del 200 a.C. circa, quando arrivano i Romani. Siamo ai margini della pianura, sono due siti preistorici cosiddetti di intercetto, praticamente passaggio obbligato di greggi. Sono due siti preistorici in cui per la prima volta si nota che cosa? Pastorizia, pastori praticamente con pecore che producono anche attività di lana e quant'altro e sono due passaggi verso l'alpeggio estivo e verso la transumanza appunto dei mesi invernali. Uno è il margine meridionale dell'altopiano, l'altro invece è il margine orientale. Eccolo qua. Qui vedete sempre il Monte Cornion nella zona meridionale. Questa qui, dove vedete qui, è la zona del Feltrino che dicevo prima. Eccola qua, Lamona, Casteltesino. Ecco qui, stiamo per finire. Questo è un argomento che interessa molto al nostro padrone di casa, i graffiti, segni misteriosi nella bassa padovana. Questo è un articolo, direi pionieristico, è uscito nel gennaio del 1990 su una rivista, Veneto Ieri, Oggi e Domani, che è una rivista praticamente uscita proprio il 1° gennaio del 90 che contiene appunto questo articolo, una rivista non più purtroppo in pubblicazione, con tutta una serie di articoli molto interessanti sulla storia locale. E si parla di che cosa qui? Si parla di graffiti incisi su due chiesette della zona della Bassa Padovana, una a Magliadino San Fidenzio e un'altra a Ponso, praticamente una era la Chiesazza e l'altra è l'Anconese, in cui troviamo dei simboli magico-devozionali che richiamano che cosa? Richiamano i graffiti preistorici della zona della Valdassa. La Valdassa è una zona dell'altopiano di Asiago, torno un attimo indietro, eccola qua, che scende praticamente poi nella Valdastico. Erano delle zone di passaggio, era un sentiero per pedoni soprattutto, ma non è escluso che passasse appunto anche pastori. Quindi c'è una sorta di continuità fra questo qui, scusatemi, è un pentacolo, una stella a 5 punte,
appunto Sandro magari ne sa sicuramente molto meglio di me. E questo è invece una forma appunto a triangolo. Quello che volevo dirvi, richiamano, eccolo qua, vedete, sempre nell'articolo, segni magico-religiosi, vedete, Val d'Assa, quindi siamo in epoca preistorica, Bassa Padovana, quelle due chiese che vi ho detto, e le travi che trovate sempre in queste due chiese. Allora, che cos'è la cosa molto interessante? Che sono praticamente simili. C'è una continuità culturale, quindi portata da pastori che venivano da tempo immemore, e si reputa che comunque siano state fatte da pastori queste incisioni usando un chiodo, comunque uno strumento appuntito, perché praticamente sul retro di queste chiese ci sono le poste pecore. Quindi è una zona di pensionatico, quindi l'ipotesi che si avanzava, poi è stata un'ipotesi che è stata avanzata anche per un'altra località in provincia di Vicenza, anche lì zona appunto di passaggio, di stanziamento di pecore e pastori transumanti, di continuità culturale. Vedete anche queste figure, ecco, un particolare interessante, queste figure che richiamano appunto anche altre figure sempre della zona della Val d'Assa, sono tutte quante impallinate, cioè portano, cioè gli hanno sparato contro, ok? Hanno sparato contro, evidentemente per fissarle sul muro o non so quale tipo di rito scaramantico sia, ma i segni graffiti che riportano raffigurazioni di persone sono praticamente, impallinate, okay, a pallini. Poi l'autore parlava di, somiglianza con le coppelle, ma, ripeto, secondo me è qualche rito un po' particolare sul quale magari tu puoi spiegare un po' meglio. Ecco, molto velocemente la bibliografia finale, che è la mia bibliografia, cioè è praticamente sono i testi che ho scritto io e che ho utilizzato un po' per le presentazioni. Dalla mia tesi di laurea del 98-99, eccola qua. Per una storia dei pastori dell'Altopiano d'Isero nel territorio di Campo San Piero, tracce di una presenza, quindi il primo studio sull'argomento relativo a quella zona, che era una zona in cui non si sapeva praticamente nulla di passaggio di pastori transumanti. Questa è l'unica che praticamente non trovate disponibile online. Le trovate le altre invece qui sotto, vedete il mio indirizzo, uniroma1.accademia.edu, eccolo qua col mio nome. Ho trovato, poi ho studiato, vedete, Vaccarino e Tremigliano di cui vi dicevo prima, le 2 comunità, delle pianura veneta, verso Padova, lungo la strada della Zeronda alla Regina. Il discorso che vi dicevo sulla mia ipotesi interpretativa in merito al nome e il termine delle vie pelose. Poi ho scritto un piccolo articolo, Pastori contro agricoltori, un omicidio nel Campo San Piero del primo Settecento, riguardo a quell'uccisione di quel figlio di pastore che ha dato il là appunto alla mia ricerca, quindi era doveroso fare un articolo in merito. Poi anche cenni su una presenza tedesca nel campo San Piero fra 600 e 700. Ampliando un po' la ricerca, ho visto che nel 600 e nel 700 non ci sono solo pastori transumanti, ma ci sono anche tutta una serie di persone di origine tedesca, con cognomi tedeschi, che io pensavo all'inizio fossero cimbri dell'altopiano. In realtà è gente che viene anche da Berlino, dalla Svizzera, dall'Ipsia addirittura, e che si stabilisce a un certo punto nell'Alta Padovana. Allora, qualcuno è proprietario di, chiamiamole industrie tessili, di telai da tela. Siamo a metà '700, c'è la rivoluzione industriale, i telai cominciano a diffondersi. Da notare appunto che c'è la presenza appunto di lana, di materia prima, molti però sono anche telai da tela, non da lana, e chiamano maestranze tedesche, okay? Poi ci sono anche degli svizzeri, c'è gente proprietaria di caffè, cioè troviamo veramente che l'Alta Padovana è una zona di, passaggio non soltanto per quanto riguarda pastori montani, ma anche per gente che viene dal mondo al di là delle Alpi. Infine, quell'articolo, quello studio da cui avete visto tratte quelle cartine, quelle mappe del territorio padovano con le varie, la zona di dislocazione geografica dei pastori, che è strategia di posta alla pastorizia transumante nel territorio padovano a metà del Settecento, che è il frutto di un convegno che si è tenuto ad Asiago nel 2005. Ecco, da notare il convegno del 2005, l'articolo sono riusciti a farlo, pubblicarlo nel 2019. Succede. Comunque,
Me lo ricordo con piacere il convegno perché fra l'altro era ad Asiago, chi gestiva il convegno era Gianni Rigoni Stern, figlio del più noto Mario Rigoni Stern e mi ricordo bene che quel giorno è venuto, era presente nel pubblico appunto Mario Rigoni Stern, quindi posso dire che Mario Rigoni Stern è venuto a sentirmi. Bene, questo era un piccolo aneddoto. Spero di non avervi annoiato troppo, spero che ci siano alcune domande. Grazie comunque per la pazienza di avermi ascoltato. Ce n'era stato molto altro da parlare, però ho cercato un po' di stringere, forse magari ho stretto anche un po' troppo. Grazie della pazienza intanto. No, no, grazie a te, Daniele. Veramente. Allora, togli pure la condivisione, così ci vediamo tutti quanti meglio. Ecco, No, grazie mille perché perlomeno non so, allora, per quelli magari più lontani dalla zona qua del Veneto, se sono riusciti a orientarsi, diciamo. Però non so, per me è stato estremamente interessante anche perché non ti avevo mai sentito parlare di questo tema, sapevo che era il tuo tema, insomma, legato a una ricerca importante, ma nel dettaglio non l'avevo mai sentita e ascoltandoti a me sono veramente balenate in mente 25 milioni di connessioni. Non so agli altri se hanno avuto insomma degli insight tanti quanto i miei. Secondo me è veramente estremamente interessante poi per quel che riguarda me a livello di viabilità, topografia, viabilità antica. Insomma, è veramente mi hai dato degli input sui quali approfondire, cioè da approfondire che sono veramente, grazie, grazie mille. E grazie a te. dico veramente, cerco di dire, di dirne 3-4 di queste cose qua mi sono venute in mente, così magari stimolo anche gli altri. Allora, delle considerazioni, condivisioni. Prima di tutto, tra l'altro, tu ti sei concentrato tra il 700 e il 725. Sì, all'inizio con il discorso della tesi di Sì, laurea, poi mi sono spostato verso i sì. 600 con le comunità. È molto interessante. Ho visto i due picchi in basso, cioè i due picchi di presenza di trasumanti più bassi, i primi due, Mhm. e sono nel 1702 e 1709. Sì, Allora, esatto. nel 1709 c'è uno dei picchi della cosiddetta piccola glaciazione del 700. Sì. Tu l'avevi messa in relazione? Allora, l'avevo messa in relazione non del tutto, sarò sincero, perché comunque quello che mi è interessato è vedere un po' nel lungo periodo, quindi in quei 25 anni, difatti ho fatto vedere il discorso che collegando i punti di minima comunque era Sì, in sì, sì, ascesa. sì, chiaro, chiaro. Avevo messo in relazione quello e anche più avanti con magari un discorso di rapporti di ostilità, magari. Infatti, perché poi tra l'altro è del 1709 l'assassinio. Sì, esatto, tra l'altro. E tra l'altro, no? Quindi situazioni di crisi anche comunque climatica, noi lo stiamo vivendo proprio in questo periodo, vediamo intorno a noi che a livello geopolitico si sta veramente modificando un bel po' il territorio e l'ordine come l'avevamo vissuto noi negli ultimi 40-50 anni sicuramente, e ci sono forti attriti ovviamente in situazioni di grandi cambiamenti climatici, migrazioni, mancanza proprio di territorio, cioè la ristrettezza del territorio, quindi in ogni caso è come essere in barcavela, no? Le migliori amicizie o le migliori coppie scoppiano in un viaggio in barcavela, per dire, no? Quando i topi sono troppo vicini. E, Quelle risorse, poche sì, e risorse. poche risorse, insomma, siamo comunque animali, insomma, ecco, e non siamo Fleming. Però questo, insomma, è uno spunto così. Poi, ovviamente, a me ha fatto viaggiare proprio la mia immaginazione sul discorso della viabilità antica, perché effettivamente questo spostamento di animali e uomini e donne che però sono da una parte quelli che sono ehm,
diciamo, sedentari, no? In pianura, e quelli invece che si muovono, un po' tipo l'incontro tra gli antichi nomadi e i sedentari, cioè è sempre stato un incontro-scontro. Ma sì. E quindi ed è estremamente interessante i luoghi che univano, perché arrivavano fino appunto alle zone dove c'è, tra l'altro, Alova, Corte, Santa Margherita, Conche, tutta quella zona lì legata da una parte alle saline, quindi uno, diciamo, degli strumenti, delle sostanze più vicine all'oro o al petrolio dell'epoca, insomma. Era per la E, conservazione del formaggio, quindi il sale era fondamentale. e quindi fondamentale, quindi era una ricchezza incredibile. Quindi questo spostamento comunque anche di lana, cioè quello che portavano sti qua, che trasportavano, trasferivano ricchezza dalla pianura alle montagne. Però montagne dove? E questo è interessante perché tutti quelli di cui hai parlato venivano da zone di confine. Il confine storico della Serenissima, ad esempio anche il Monte Carega, Sì, esatto, il Prosubio. il Pasubio, quindi un po' tutte quelle zone di confine che però ovviamente nell'attività ai confini e come sempre sono anche luoghi di contatto, di connessione. Quindi io me li sono immaginati sti pastori come dei viatici, diciamo, che mettevano in contatto due mondi che in realtà sono quello della pianura e quello delle Alpi. In realtà loro arrivano nella zona di cesura tra l'alta montagna o la montagna profonda e ovviamente tutti i territori oltre Alpe e la pianura padana, perché loro si fermano comunque in zone dove puoi fare gli alpeggi, non puoi andare troppo alto. No, anche perché sei delimitato comunque, E l'altopiano di infatti, scende dalla Marcesina, scendi giù in Valsugana, quindi e a livello proprio di territorio che obbliga comunque una stazione, un centro di stazionamento è proprio l'altopiano di Asiago che è proprio perfetto perché è sempre, è tutto quanto a quell'altezza lì, è grande, ricco, difeso da valli tutte intorno. Insomma, ecco, estremamente interessante e suggestivo tutto quello che hai raccontato. Poi e vabbè, il discorso della polvere da sparo, un'altra ricchezza nel mondo moderno, ovviamente. Non lo sapevo sta cosa qua che viene ricavata dall'urina e dalle feci delle pecore. è tutto Interessantissimo. un procedimento particolare. E poi ovviamente nel discorso della viabilità, queste antichissime strade che sono battute su delle tracce estremamente antiche, quindi l'utilizzo di decumani o cardi che fanno parte delle varie centuriazioni che sono nella pianura veneta, e, che ce ne sono almeno tre, e il fatto che vanno, cioè finisce tutta questa ricchezza, tutto questo movimento nella zona appunto delle saline, nella zona comunque degli empori anche marini, cioè di costa, della zona tra Conche, Chioggia, quelle zone lì, dove appunto a Lova c'è sotto mezzo metro di terra praticamente l'unico grande tempio paleoveneto, cosiddetto paleoveneto, che conosciamo, che tra l'altro è enorme, gigantesco, e pochissimi lo conoscono, però ha una lunghezza, un perimetro, diciamo, il lato è di 60 metri, cioè non stiamo parlando di un'edicola votiva, non stiamo parlando di una casettina, cioè, è un tempio veramente gigantesco, insomma, è grosso, tra Beh, l'altro per scusami se quelli che intervengo. conosciamo noi. Eh, poi tra l'altro Lova ricordo che è il punto in cui c'è la maggior concentrazione di pastori. Appunto, è veramente estremamente interessante. E basta, io diciamo che le grandi suggestioni sono queste. Poi lascio la parola ovviamente anche agli altri. Magari mentre parliamo, io posso farvi vedere comunque anche da Google Earth il territorio, magari, no? Voi immaginatevi, ecco, tanto per capirci, no? Queste sono le Alpi, i- la zona di Oltralpe, quindi eh, Il mondo tedesco. il mondo, sì, tedesco sta oltre.
qua è tutta la pianura padana e la zona tra la laguna. Poi ricordiamoci che da queste parti qui, dalle stesse direzioni, veniva, cioè scendeva giù nel Mediterraneo la via Baltica dell'Ambra, cioè tra l'Adige, che è questo qui che sto segnando, no? Che poi scende giù così, e il Brenta scende giù così, dov'è? Sì, la Valsugana, il Piave, quindi il Feltrino, cioè sono tutte valli estremamente importanti fin dall'antichità perché qui c'erano tutti gli empori e con tutte le leggende, le tradizioni legate a Antenore, Diomede. Quindi da qui partivano tutte le mercanzie che venivano dal nord, l'Ambra, ad esempio, ehm, e andavano in tutto il Mediterraneo. Questo qua è il Caput Adria, insomma, è l'Adriatico. Ve lo faccio vedere con uno zoom, tanto per intenderci. Da queste zone qui scendevano giù tutte quante le mercanzie per arrivare nel Mediterraneo. Quindi questa qui è una zona di passaggio estremamente interessante. E poi tra tutti i luoghi, insomma, per gli alpeggi, questa qui è la zona dell'altopiano di Asiago, è veramente il centro del mondo. Io lo definirei del mondo antico. Ecco, tanto per intenderci. E questo qua è l'Arzeron della Regina che sembra essere stato utilizzato anche per un acquedotto antichissimo che portava l'acqua e le pecore che facevano lo stesso tragitto a Padova, al centro, tra l'altro dove? A Ponte Molino, dove c'erano i lanifici, dove veniva utilizzata la forza dell'acqua, dove si lavorava tutto quanto, insomma. Ed è una strada veramente dritta. Questa è la zona di Montà, dove si monta su questo argine, che vedete dritto, 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 e punta e mette in collegamento con l'altopiano di Asiago. Dalla zona si arriva praticamente fin quasi sotto Marostica, così proseguendo la tua linea Sì, rossa, e sì, poi sì, è una via che risale, si chiama il Costo, praticamente è la versante sì, meridionale dei Sette Comuni, si chiama il Saeso, di qua. praticamente il Selciato, che è una via selciata in mezzo ai boschi, che è la continuazione in montagna della via della Zona della Resina. Sì, 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 sì. Quindi ci sono ancora i resti per un buon tratto di questa via di origine romana, appunto in mezzo ai monti. No, poi infatti, cioè, è un tipo di mobilità che veramente ha tra le sue origini almeno dal Neolitico. E poi, tra l'altro, vedete dove finisce questa grande strada dritta, questa strada arginata a Carmignano, che tra l'altro, era un insediamento molto importante già dai Veneti antichi e poi seguendo ovviamente le autostrade dell'antichità, quindi un fiume, il Brenta, si arriva appunto a Marostica e da qua inizia la prima entrata in questo territorio che adesso dimmi se o se altri lo conoscono, ditemi pure se mi sbaglio, ma io quest'estate ad esempio sono andato a studiare, a raccogliere un po' di graffiti antichi che ho trovato ovviamente nella Valdassa, che è una delle entrate dove si affaccia l'abitato dell'età del bronzo, il Bostel a Rozzo, che è una delle entrate dalle valli che circondano l'altopiano di Asiago, che sono tutte queste qua. Adesso ve lo faccio vedere dall'alto. Vedete? Questa è un'entrata, è una grande valle, la Val d'Assa, che è piena, piena, piena di incisioni, di graffiti. L'altra è la grotta di Ernesto, sta diciamo in questa zona qui, dalle parti di Grigno, di fronte all'uscita, diciamo, all'incrocio con la Val Feltrina. Sotto la Marcesina praticamente. Questa zona qua, questa è la Marcesina, Mm. e questa è Cima 12. Qui dietro scorre il Brenta, così. E questo qua, e qui c'è l'abitato del Neolitico, del Monte Cornion, Lusiana. Quindi tutte queste entrate noi troviamo una, due, tre
e anche la quarta qui dietro, e noi troviamo luoghi con ripari almeno dell'età del bronzo, con tutta una serie di graffiti. Il riparo d'Almeria è in questa zona qua, la grotta di Ernesto è qua, il Monte Cornion è qua e il Boste, la Val d'Assa con tutte le incisioni è qui. Tra l'altro vi faccio vedere come, cioè, da vicino, che a me piace sempre girare con Google Earth, cioè vedete come ci si infila su per la Val d'Astico e poi, aspetta che sposto un po' giù, e poi Pedescala a si destra. entra, vedete, da giù, Pedescala, San Pietro, si entra e si entra all'interno, quindi è estremamente anche difendibile, no? A livello proprio strategico. E se gli facciamo il giro intorno, no, dove sono andato? Sì, dietro a Cima 12, dalla zona di Levico, Caldonazzo, Levico Terme, cioè si scende giù per il Brenta, cioè per la valle del Brenta, la Val Sugana, e vedete come si va in giro. E qui dietro, eccolo qua, questo è Cima 12, e qui dietro c'è l'altopiano di Asiago. Vedete, Da cui si sale anche da là, tra l'altro. da cui si sale anche da là, scendendo Esatto. giù per la valle, cioè vedete che ampia poi che è, eccola qua, poi si sale su, questa è la Marcesine, barricata, da qua si va al riparo del Meri e qui sotto. Comunque ecco, scusate se vi faccio fare sti giri, magari vi faccio girare un po' la testa, eccolo qua, e ritorniamo col nord sopra. Va bene, scusate, io mi zittisco. Tanto ti ringrazio velocemente, ti ringrazio appunto per questo volo d'uccello che hai fatto e per le considerazioni in merito. Serve molto appunto da parlare. Chiaramente, come dici tu, c'è tutto un mondo da scoprire che nasce appunto col discorso del Neolitico. Molto, molto, molto bello, molto interessante. E invece la zona da cui venivano invece gli altri che scendevano dagli Appennini era questa zona qui, Sono dell'Appennino modenese, sì. Non ho trovato vicino a tanto. Ostiglia, Sì, il Polesine. Montagnana, No, no, un po' più giù di Montagnana, perché non ne ho, questa zona qua. non ho consultato i registri parrocchiali delle zone della Bassa Padovana, però da quello che ho visto, ho letto tramite bibliografia, Mm. è la zona praticamente del Polesine. Perché è Cioè, molto lontana, tra l'altro, certo, beh, se lo tieni conto che da qui. c'è gente che veniva anche dal Tesino, ma gente anche dalla Carnia, quindi ricerca dei pascoli comporta magari un lungo periodo, anche poi fra l'altro c'era la piccolosità piccola eccezione che hai ricordato tu, quindi trovare magari terreni disponibili, ecco, non era proprio semplicissimo. Parlando Mm, proprio di glaciazione, ecco, un'ultima cosa che mi è venuta in mente, la Marcesina, ecco, la Marcesina si stava 2 mesi all'anno d'estate, perché d'inverno è impossibile. La Marcesina è la cosiddetta Finlandia d'Italia. Nel mm, mm, 2005 mm. hanno rilevato meno Sì, 34,4 sì, sì, sì. alla meteorologica, quindi è uno Mm, dei punti più freddi che ci sia in Italia in mm. assoluto. Beh, anche a Feltre. Esatto, se vuoi Feltre è Se vuoi soffrire le pene caldissima d'inverno d'estate. esatto, vieni a Feltre d'inverno se vuoi soffrire le pene dell'inverno, d'inferno anzi. I temi sono molti, l'argomento è molto vasto, si presta a divagazioni su ogni campo, Appunto, Sì. proprio per quello, ma perché le gestioni, le amministrazioni politiche, cioè il periodo che ha affrontato lui è un periodo abbastanza, come dire, caliente, Sì. anche dal punto di vista di poteri amministrativi e avvicendamenti vari. eh sì, siamo anche vicini alla caduta della Serenissima. Sì, infatti c'era Esatto. tutto il discorso appunto dicevo prima dello incontro-scontro fra la comunità montana dei 7 comuni, che è sempre stata appunto, come dicevo prima, uno stato nello stato,
per cui la Serenissima in fase di caduta, temendo appunto invasioni, doveva tenersi buoni queste popolazioni che, ripeto, non erano venete autoctone, ma erano i discendenti dei Cimbri arrivati, Cimbri, chiamati Cimbri, in realtà erano taglialenna venuti giù dalla Baviera, una Germania meridionale, attorno al 1200, quindi gente più tedesca che non veneta. Ma Comunque, come mai erano venuti, tra l'altro, come mai erano venuti giù in quel periodo lì? perché praticamente sono i primi che vengono a disboscare e a ripopolare l'altopiano. L'altopiano in età romana è praticamente quasi del tutto disabitato, soltanto i margini meridionali. Mm, quindi i versanti meridionali. Veniva praticato l'alpeggio. Chi aveva in mano la zona dell'altopiano, i primi anche sono stati i monaci, per esempio, dell'abbazia di Campese. L'abbazia di Campese è appena dopo Bassano del Grappa, quindi all'inizio della Valsugana, e sono coloro che avevano in mano i territori dell'altopiano a est, quindi la zona di Foza e Enego. Per esempio, attorno all'anno 1000 Foza erano 2 casere, non era un paese, ok? Sono stati i primi a disboscare perlomeno la zona. Poi hanno chiamato in massa questi coloni tedeschi. Com'è che è avvenuta? Cioè, nel senso, tu adesso hai detto han chiamato, perché anche a me sembra che li abbiano chiamati, nel senso che questi qui erano professionisti, ma erano anche migranti Sì, già da tempo, nel senso questi qua facevano parte delle gilde di quelle famose corporazioni nomadi che andavano in giro, vedi ad esempio i costruttori delle cattedrali, perché sì, siamo nel 1200. sì, siamo attorno al 1200, sì. Qualcuno 1150, comunque attorno al 1200 comunque. Sono soprattutto boscaioli che appunto si spostavano. Chi pagava meglio, loro si spostavano. Tieni conto che la zona dell'altopiano appunto fino al 1100-1200 era praticato l'alpeggio, quindi in senso inverso rispetto alla transumanza. Quindi erano pecore di grandi enti territoriali, ho nominato prima l'abbazia di Campese, oppure magari appunto all'abbazia di Praglia, anche quindi nella zona del Padovano, che venivano su. Poi disboscano, cominciano ad abitare queste zone, diventano anche pastori, quindi si stabiliscono lì in loco, per cui anche vedi che a un certo punto l'altopiano è praticamente diviso in due, nel senso che sono pastori le comunità di Gallio, Foza, Enego, che sono il lato orientale, e Lusiana, che è il lato meridionale. Il lato invece occidentale, quindi la zona di Roana, Asiago è un po' una sorta di mercato di emporio centrale in cui vanno tutti quanti. La zona anche della Valdassa, quindi territorio comune di Roana, Mezzaselva, Rozzo, eccetera, sono soprattutto boscaioli. E da Rozzo in poi si occupano della Valdastico. La Valdastico è il che hai fatto vedere prima entrando, poi si entra verso, si sale, si devia verso il Bostel, è la zona della Via del Ferro, quindi le Eh beh, miniere. ma appunto lì non c'è spazio comunque per le greggi. No, infatti. Eh. Ma lì Però appunto i cimbri sono anche gente che appunto poi pratica il discorso della fonditura dei metalli, forgiatura dei metalli. Mm. Ho sentito un però, mi rallegra sì, tutto. no, volevo dire che c'è anche una cultura particolare nella gestione del bosco in quelle zone che arriva già dal Medioevo, quindi voglio dire, anche quell'argomento Sì, lì fa pensare che le persone che sono state mandate come coloni, boscaioli a svolgere questa attività non siano semplicemente delle persone inviate come mercenari, cioè con il solo scopo economico, ma vedevano una possibilità anche di, come dire, di evoluzione personale dello status, secondo me, sì, perché le famiglie che li mandavano erano famiglie blasonate che gestivano una cultura molto particolare, il bosco stesso, quindi insomma erano legami molto particolari, ecco. sì. Infatti poi c'è tutto il discorso delle terre comuni, gli usi civici che sono durati Esatto. fino all'Ottocento, quindi fai conto che gli usi civici ci sono ancora adesso, però naturalmente in misura molto molto minore. E No, l'altopiano quelli ci sono in tutta Italia, cioè sì, non ma è una cosa specifica del no, nord. certo. Ma c'è una cultura lì proprio del discorso usi civici. Difatti ci sono dei cartelli con scritto proprietà della gente dell'altopiano.
è proprio molto sentito. Il bosco appunto era molto, molto, molto sentito. C'era molto legato anche proprio alla nobiltà delle famiglie, c'era una trasmissione delle proprietà a cui tenevano moltissimo, eh. Non erano solo mercenari, però comunque in ogni caso era gente esperta, comunque pratica, e quindi avevano bisogno di sta gente per disboscare una zona che era praticamente era bosco. C'era pochissimo spazio, quindi hanno dovuto disboscare, creare la zona dei pascoli e quant'altro, e poi naturalmente tutte attività che portano ricchezze, anche perché parlando del legname c'era la via, la Cala del Sasso, che scende giù praticamente in altopiano, parallela a una delle vie di transumanza, adibita solo per il trasporto del legname, e Venezia aveva bisogno delle flotte, per cui proteggeva molto il legname dell'altopiano. E lo pagava chiaramente, poi il legname arrivava giù e per fluttuazione si imbarcava con delle zattere e andava giù lungo il Brenta fino a Venezia. Quindi comunque una notevole fonte di ricchezza. Esatto, senza calcolare quella delle miniere. Le miniere che però nell'altopiano non ci sono, le trovi però nella zona di Lavarone e Luserna, quindi diciamo ai margini occidentali. Sono Ah, state risparmiate, ma di certo scandagliate con attenzione. quello sicuramente, sì, sì, sì. Questi qui arrivano nel 1200-1300. Quello che io ho visto, ad esempio, nelle valli di Primiero, di Fiera di Primiero, che poi è interessante anche proprio le zone di cesura tra la diocesi feltrina di Padova e quella di Trento, no? Sì. E quindi dove arriva una cultura comunque intrisa di visioni, cosmovisioni, simbologie, tradizioni del nord Europa. Sono i Però, vescovi, tra l'altro mm? sono i vescovi che li chiamano, l'autorità ecclesiastica, perché il No, 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 infatti, è estremamente sì. interessante. E poi avrà chiamato quelli che non erano in odore, vabbè, che erano un po' presto, però che magari erano i più osservanti e cattolici. Sì, È perché dopo arriva tutto quanto il movimento di protestantesimo, sì, beh, Ma che è estremamente interessante. i comuni Come sono ferventi cattolici, lì c'è tutta una appunto, tradizione, sono molto cattolici. è- e si vede anche nel tipo di graffiti, eh? E nota che per tutto il '700 i preti sono tutti quanti tedeschi, non ci Eh sono preti sì, italiani. eh sì. Nell'archivio quasi della diocesi teutonici. No, no, sono in quelle zone lì si respira proprio la cultura del nord. c'è un catechismo in lingua cimbra, è conservato all'archivio della Curia di Padova, alla Biblioteca Capitolare di Padova, c'è un catechismo in lingua cimbra che è stato riedito, pubblicato qualche tempo fa. Mm. Ho trovato anche dei resoconti in cui praticamente il parroco, resoconti allegati alle visite pastorali, 400-500, in cui il parroco scrive in cimbro, Eh sì, perché non sanno l'italiano. infatti. No, per quello dico estremamente interessante perché portano anche tutta una serie di simboli e di santi e di festività che poi ovviamente si mischiano comunque, cioè nelle zone dove non c'era più nessuno diventano quelle e le vedi che sono, diciamo, fuori contesto. Sì, ma c'è una cosa interessante infatti, se posso intervenire, no, perché mi hai dato uno Mm. spunto che mi ha sbloccato un ricordo. Oh, Per esempio a Bostel, che è vicino a Castelletto di Rozzo, a Castelletto la santa è Santa Margherita, la santa sì, titolare. L'oratorio è Santa Margherita, che è la più antica chiesetta dell'altopiano, ok? sì, Santa Margherita la troviamo anche nel castello di Onara, Ezzelino da Romano, quindi sì. zona cittadella. E Ezzelino da Romano è quello che aveva in mano l'altopiano. Eh Okay, sì, quindi il proprietario dell'altopiano, che poi sappiamo che fine ha fatto Ezzelino, quindi le sue terre son passate in mano al vescovo di Padova, gestiva l'altopiano e quindi gestiva anche il discorso di queste genti, e trovi appunto una santa teutonica sull'altopiano e trovi una santa teutonica appunto nel suo castello. sì, 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 assolutamente. E poi Infatti, anche certo, poi anche altre denominazioni, per esempio San Bartolomeo. San Bartolomeo è il patrono di Gallio, lo trovi giù in pianura soltanto dove? Lo trovi a Presina, che è uno dei centri di massima concentrazione dei pastori transumanti lungo la via della Razzarona della Regina. e a Tencarola lungo il Piovero, cioè Esatto, lungo il Bacchiglione, lungo il Bacchiglione, e siamo sulla strada pelosa, quella che va verso Vicenza. appunto.
perché San Bartolomeo è qua. Esatto, lungo 2 assi di transumanza. Mm, mm. Ecco, una richiesta. Potrebbe dirmi qualcosa anche sulla zona che collega la provincia di Padova alla provincia di Vicenza, quella che hai citato adesso lungo la via del Bacchiglione, per esempio. Sì, la famosa strada pelosa. Ecco, lì praticamente non mi sono concentrato perché naturalmente ho occupato altre 2 zone. Comunque era stato fatto un lavoro su una località che si chiama Veggiano, che appunto sorge appunto lungo la via Pelosa, e una studiosa, Paola Mura, nel fine anni 80, aveva fatto, lei è soprattutto un'antropologa, etnologa e linguista, e aveva convalidato quella che poi è stata la mia tesi, diciamo così, mi ha ispirato per quanto riguarda il discorso delle origini della strada pelosa. Raccogliendo testimonianze orali, si è scoperto che lì c'erano numerosi pastori transumanti in transito e quindi collegava anche lei il discorso del termine pelosa alla transumanza. Quindi con riferimento al fatto che pelosa perché appunto passano ste benedette greggi, che è un'opinione siamo in minoranza rispetto al panorama di chi segue, io non sono un linguista, sono uno storico, però rilevo che se il toponimo è quello e troviamo fonti storiche che parlano di poste di pecore, troviamo anche testimonianze orali che parlano appunto del passaggio di pastori e di greggi, chiaramente. Ecco, la zona comunque di Vicenza, Montegalda è un'altra delle zone di maggior transito. Io l'avevo equiparata, l'avevo inserita all'interno della zona dei Colli Euganei, quindi quella zona in cui c'è il passaggio di greggi di proprietà dei monaci dell'abbazia di Praglia, che è ai piedi proprio dei colli, da e verso l'altopiano. Quindi quella strada lì veniva utilizzata anche poi perché anche a Vicenza, per esempio, c'era un lanificio più piccolo rispetto al lanificio di Padova, però anche lì comunque è sempre una zona di transumanza, di spostamento di greggi e magari collegava appunto le zone dei colli verso il lanificio di Vicenza da una parte e il lanificio di Padova dall'altra. E poi andava a finire sempre come la via Lazzarone della Regina, sempre nella parte di Montà, quella località in cui abbiamo detto Montata Aggeris, cioè si sale sull'argine dove c'era una concentrazione enorme di pecore transumanti appunto ai confini di Padova. Poi la zona del Vicentino, ripeto, non me ne sono occupato particolarmente, o del Vicentino, del Basso Vicentino. Tenga conto che comunque i 7 comuni soprattutto erano spostati su Padova, perché erano più collegati con le vie armentarie verso Padova piuttosto che verso Vicenza. C'era soltanto una strada, mi pare, che arrivasse giù a Vicenza, però le vie armentarie sono soprattutto tra Padova e l'Altopiano. E Padova, appunto, questo spiega anche il perché del discorso, tutto l'altopiano faccia parte della diocesi di Padova, pur essendo sotto Vicenza dal punto di vista amministrativo da sempre. Spero di aver risposto. Assolutamente, grazie. Grazie a lei. Optimus. Allora, che c'è qualcun altro? Barbara, ti vedo che scrivi, scrivi, scrivi. No, beh, buonasera. No, intanto mi sono presa un po' di appunti come il mio solito perché poi andrò a cercare. Io la ringrazio perché non conoscevo assolutamente nulla di questo aspetto e no, è interessante perché è tutto un sistema di animali, di prati per il foraggio, di persone che nel tempo si sono impegnate a mantenere animali, territorio, vita sociale, vita economica e non far scomparire anche ambienti e villaggi e paesi. Ma fa parte dell'UNESCO, queste vie, queste strade fanno parte patrimonio culturale italiano. Magari, purtroppo no, purtroppo è una scoperta abbastanza recente. Chi si è Ok. occupato di vie armentarie l'ha fatto qualche anno prima della mia tesi. Parliamo di citavo quella Paola Mura, per esempio, linguista, che si è occupata della zona della strada pelosa di Vicenza. Faccia conto fine anni 80, quindi il mio è stato un lavoro abbastanza pionieristico. Nello stesso periodo un archeologo, cioè Jacopo Bonetto, ha proprio scritto un libro sulle vie armentarie,
che è stato praticamente l'unico. Adesso appunto, come diceva appunto Sandro, stanno riprendendo in mano un po' la cosa, però è tutto abbastanza, diciamo così, non voglio dire pionieristico, ma è per dire sì, non c'è nessuna, non c'è nessuna tutela. C'è stato un interesse, c'è stata una riscoperta, per esempio, della famosa pecora fozzata o fodata, che è una pecora autoctona dell'Altopiano di Asiago, che era praticamente sparita. Ah, dai. Sì, era praticamente sparita, e poi anche la pecora padovana, c'erano pochi esemplari. Uno zootecnico, uno zoologo, quando facevo io la tesi, che mi aveva anche contattato, fra l'altro a livello storico, si è occupato poi di riprodurla e cercare un po' di mantenere viva un po' la tradizione, perché poi sono arrivate pecore di altre località, di altre zone non autoctone. E non si sa da dove viene il DNA di quella pecora lì padovana e di quella fozzese. Sicuramente, ma non essendo uno zootecnico, no, una volta questo tizio, questo professor Pastore mi aveva anche parlato, ma Professor Pastore in che senso? Proprio Pastore di che cognome? nome omen, esatto, un pastore che si occupa di Forte. pastorizia, esatto, Eh, un zoologo. Me ne aveva anche parlato, però sinceramente non è il mio settore. ok, no, perché la gallina padovana, ad esempio, viene dalla zona del Mar Nero. Sì, ma E la poi cosa, vabbè, era interessante per tutta una serie di questioni, perché anche la chianina, il DNA è stato studiato e anche quella lì viene, quindi zona etrusca, viene dalla zona del Mar Nero. Emilio Pastore, se vuoi Emilio cercare. Pastore sicuramente lo contatterò e dico, signor Pastore, da dove viene la pecora padovana? Dai, Daniele, ti ringraziamo tantissimo, veramente Grazie. ci hai fatto Grazie a voi, viaggiare. grazie a te Sandro per Diversa parola. l'opportunità. Ecco, grazie a voi per aver assistito, e Grazie. chi mi ha chiesto informazioni, dai, chi ha voluto approfondire. Grazie mille. Grazie, sarai googolato nei prossimi giorni, Veramente, sappilo. Ok, sono qui apposta, bene, mi fa piacere. Io ti allora ringrazio grazie. Ah, scusa. particolarmente perché la mia bisnonna, praticamente, da parte di mia mamma, è una schivo, quindi Lo schivo, ok, perfetto. siamo di lì. Classico. Perciò stasera mi avete fatto fare un bellissimo viaggio, grazie. Bene, però tu sei piemontese, giusto? Se non ho capito male. Se no. Solo io sono nata a Vercelli, tutti i miei zii sono nati nel Veneto e i miei nonni La anche. famosa migrazione dei Veneti negli anni 50. Sì, sì. Ok, Ahimè perfetto. sì, sì. Comunque, aggiungo solo una piccola cosuccia al termine. Si parlava appunto di transumanza nelle tue zone. La transumanza era soprattutto nelle valli invece di Cuneo. Valle di Cuneo, quindi nella zona Piemonte meridionale, al confine con la Francia, lì è stata parecchio studiata, un certo Marco Aime, che l'ha studiata appunto, lui più che altro è antropologo, perché la transumanza nell'Italia settentrionale è stata studiata soprattutto da antropologi e etnologi. Aveva scritto un bel libro, Le vie del latte, appunto, gli scambi tra la Francia e la zona di Cuneo, i valligiani, ecco. Mi è venuto in mente appunto parlando di Piemonte. Sì, è una delle attività che abbiamo in comune insieme ai boscaioli anche, ai cestari, queste attività qui che sì, sì, sono svolte anche qua, in queste zone qua, sì, quindi un tratto comune. Sì, anche se io abito in Canavese, per esempio, che relativamente da poco in provincia di Torino, però in realtà è molto legato alla Valle d'Aosta, quindi lì forse un po' più si parla di mucche, però Sì? comunque c'è sempre un legame stretto con transumanze e cose di questo genere, pastorizia e cose così. C'è tutto un mondo di transumanza bovina, ma io mi sono occupato di quella ovina perché è Eh, già abbastanza, quindi. per par condicio, ci vuole. Certo, 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 certo. Bene, grazie. Ok, dai, quindi allora grazie a tutte e di nuovo grazie Daniele. Noi ci vediamo per l'ultimo appuntamento di questa terza serie di Salotti delle Meraviglie, giovedì prossimo e in quel caso lì vi farò compagnia io con alcune considerazioni su un tipo specifico di graffito magico devozionale, ovvero i solchi o le lavorazioni, quelle a polissoir, come si vuol dire.
E quindi vi aspetto giovedì prossimo, sempre stesso orario, stesse modalità. E dai, Daniele, spero ci sia anche tu. Ah no, tu il giovedì sera non puoi, te la Vabbè, vedrai in i in lavorativi come... differita. Va bene, dai. Allora, a giovedì prossimo, buona serata, buona Bene. Grazie continuazione. mille. Buonanotte a Sogni tutti. Grazie, sogni di buonasera. latte. Ciao, ciao, ciao.